Ultimo chilometro, il momento più emozionante di una corsa ciclistica, sia che i corridori viaggino in gruppo compatto o in pochi, in fuga. È questo il caso di Vicenza e del Veneto, rimasti soli verso il traguardo dei mondiali di ciclismo 2020. In queste ore allo sprint inveranno al CONI la richiesta ufficiale di intervenire sull'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, per posticipare la decisione sulla candidatura di Vicenza ai mondiali del 2020. Noi intanto formalizziamo una richiesta di rinvio al presidente del CONI Malagò, che credo che da italiano non abbiamo dubbi che tenterà di raccoglierla e di avanzarla poi alla federazione internazionale e quindi poi di conseguenza presenteremo le nostre garanzie come è già stato anticipato dal governo. Fiducia nel CONI, sfiducia nella Federazione Ciclistica Italiana, che sembra essersi dimenticata di una città, di una provincia e di una regione dove la bicicletta è nell'anima di tantissimi. Escludere una città in anteprima, prima di capire cosa succede, qual è la decisione finale, non ci sembra proprio corretto. Vicenza ha tutte le carte in regola, ha detto l'assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari. La posizione del presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato Di Rocco credo sia ampiamente superata dai fatti. Risorse e garanzie economiche per l'organizzazione del mondiale sono state assicurate da governo e regione e il territorio è pronto. Fiducioso che si andrà a buon fine per i mondiali? Prudente ma fiducioso.